ha deciso di rompere il muro del silenzio, di ribellarsi ad una condizione fatta di violenza e di prostituzione. E così, grazie alle rivelazioni di una 22enne straniera ma residente a Villafranca Sicula, nella notte è scattata l'operazione Afrodite dei carabinieri di Sciacca, con l'ausilio di quelli di Cammarata. 3 le misure cautelari emesse dal GIP di Sciacca su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Gli arrestati sono Johan Florin Cretu, 27 anni, di Villafranca Sicula, ed una coppia di coniugi, Bela Johan Muresan, di 26 anni, e Susana Muresan, di 24, residenti ad Alessandria della Rocca, tutti cittadini rumeni. Un quarto indagato, cittadino italiano di Ribera, è stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla tenenza dei carabinieri del luogo di dimora. Le indagini, come detto, sono partite grazie alla denuncia della ragazza straniera che nell'agosto di un anno fa bussò alle porte della caserma di Villafranca Sicula denunciando di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di Cretu e di essere stata, dallo stesso che ne aveva intascato i profitti, indotta alla prostituzione. Sullo sfondo uno spaccato sociale di estremo degrado nel quale la giovane svolgeva l'attività di prostituzione attorniata da Cretu e dai coniugi Muresan che si ponevano quali intermediari occupandosi di procacciare clienti alla ragazza e intascando i profitti che poi venivano ripartiti equamente con la donna. Il quarto destinatario della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è un pregiudicato italiano residente a Ribera, come detto, accusato del solo favoreggiamento della prostituzione della giovane. La posizione più grave è quella di Cretu, la cui condotta aveva dato luogo alla denuncia della giovane. Le accuse per gli arrestati sono di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, mentre Cretu dovrà anche rispondere della più grave accusa di violenza sessuale.